32 kg di hashish, quasi 3 kg di marijuana e 25.500 euro in contanti. Maxi sequestro di droga a Crespano di Pieve del Grappa, dove i carabinieri hanno trovato una vera e propria centrale dello spaccio. Arrestato un 26enne del posto, insospettabile e incensurato. L'uomo è stato fermato durante un normale servizio di controllo preventivo in via Toscana, a 2 passi dal centro di Crespano. Addosso i militari gli hanno trovato un coltello con lama da 25 cm e qualche grammo di marijuana. Hanno deciso così di allargare la perquisizione anche nella sua abitazione. E qui la sorpresa. In casa aveva allestito un laboratorio di stoccaggio e confezionamento dello stupefacente. Sotto sequestro la droga, il denaro ritenuto provento dell'attività illecita, oltre a 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Intanto, in paese, la notizia ha creato un certo sconcerto tra la gente. È una vergogna, non ho altro da dire. Ma non ha mai sentito di giri strani lei? No, non so niente, guardi. Solo che sono rimasta veramente delusa di ciò. Purtroppo il giorno d'oggi questa è la situazione. E tutto il mondo del paese probabilmente. Ma lei ha mai sentito di giri strani a Crespano? È una cosa abbastanza sorprendente perché non siamo abituati a queste cose. Perché questo comporta anche che ci sia un giro di clienti importante. Oppure è un punto di rifornimento, che ne so io. Può darsi, probabilmente, non lo so. Probabilmente ci sono tante persone che ne fanno uso, o altrimenti sarà uno che vende anche fuori del paese, presumo. Non ho idea. Ma il fatto che potrebbe esserci proprio qua in paese anche un grosso giro, secondo lei? Penso che ci sia, no, un grosso giro non credo. Penso che come in tutti i paesi ci siano quelli che fanno uso di certe sostanze, insomma. L'importante è che non ci sia un giro di malavita dietro, ovviamente con quantità così potrebbe esserci. Al vaglio degli inquirenti anche alcuni taccuini che sarebbero stati utilizzati per segnare tutti i movimenti di denaro e droga in entrata e uscita. Questi saranno fondamentali per riuscire a risalire anche al giro di clienti e assuntori. Il 26enne accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio si trova rinchiuso nel carcere di Treviso.